da molto tempo mi appassiona e mi piacciono molto e mi dedico ai rapporti che intercorrono tra la poesia, la musica e la matematica. Nel 2009 presentai proprio nell'ambito di questo convegno delle mie ricerche sulla Sistina lirica con la retrogradazione incrociata creata da Arnaud Daniel nel 1200 con il suo meccanismo a spirale e le sue trasformazioni da Petrarca in poi. E in queste ricerche ho osservato inoltre in molte opere di Torquato Tasso delle precise proporzioni che sembrano seguire la proporzione aurea. Ricordo tra le varie curiosità che Tasso, tra gli altri incarichi, ebbe nel 1573 proprio quello di lettore di geometria alla corte di Alfonso d'Este a Ferrara. In questa ideale linea di grandi poeti, Leopardi è un geniale discendente. Come avete sentito, nel 1819, a 21 anni, compone l'Idillio Infinito. Non mi occuperò qui del suo aspetto storico, formale o estetico, e tantomeno del suo profondissimo credo filosofico o dei suoi significati. Farò solo qualche osservazione sull'aspetto sonoro della poesia, vedendola come una partitura musicale e analizzandola perciò come un organismo sonoro. Partiamo dal titolo. Infinito è già un concetto enorme, ma è pure un suono composto da 3 I, 2 N, una F e dalla sillaba To. Voglio dire che è una parola che suona bene perché ha al suo interno una simmetria e un ritmo chiari. In si appoggia al suo simmetrico Ni, passando attraverso Fi, che è un suono simile, e concludendo dopo l'accento con la sillaba To. Leopardi trova e usa le parole poeticissime di cui parlava Chiara prima come profondissima, che contiene all'interno is e si simmetrici proprio nel punto dell'accento. Usa parole come sempre, come ermo, che contengono 3 lettere molto usate in questo idillio, M, R ed E. E qui sono convinto la cagione della scelta della parola ermo al posto di solitario, più chiara a molti, ma in questo caso senza nessun pregio sonoro rispetto alle precedenti. Un'interessante curiosità è sapere che la lettera M in sanscrito, lingua che Leopardi studiava, significa limite, la R significa muovere verso, giungere, raggiungere, e a seconda se la R è al di qua o al di là della M, può voler dire raggiungere il limite o superarlo. L'unico verso dei 15 che non contiene M o R è il 10º, infinito silenzio questa voce. L'ipogramma mare è inserito quasi in ogni verso e più si avvicina al 15° finale più si fa chiaro, inequivocabile, sino a toccare la mirabile composizione a incastro di naufragar me dolce in questo mare. Ciò ricorda l'uso del tetragramma BA-CH nel 19° contrappunto dell'arte della fuga di Bach. Vi ricordo infatti che Johann Sebastian Bach fece corrispondere ad ogni lettera del suo nome una nota, per cui Si bemolle è la B, la, perché nell'alfabeto tedesco, nella musica tedesca, si usa il nome delle note con le lettere, quindi la C è il Do e l'H è il Si naturale. In blu vedete lo stesso tema di 4 note, una quinta sopra. Torniamo all'infinito. Già analizzando grammaticalmente l'opera ci si accorge di molti particolari interessanti. Tutto l'infinito, come diceva Chiaro, è costituito da 4 frasi. L'analisi più stimolante è quella che propone la semantica generativa e ringrazio per questo il prezioso aiuto della dottoressa Valeria Benza. Qui vedete le diramazioni che ci sono fra le parole. Sempre è quella che tiene tutto la prima frase, ma che tiene una diramazione ancora più grande, e che ha la diramazione più lunga, e così è l'ultima frase. Ma è nelle corrispondenze delle sillabe o delle sole vocali che vi sono importanti rapporti sonori di cui ho tenuto conto osservando, come dicevo prima, l'intero idillio come se fosse già una composizione musicale. Diamo uno sguardo brevissimo ai primi 3 versi.
Il primo verso è diviso in due parti uguali dal centro Fu. Nella prima metà le coppie Se, Re e Om si ritrovano al di là del sesto accento come Es, Er e Mo. Il secondo ha una funzione di variazione e di assonanza. Per esempio la coppia Es si trasforma al contrario ma con la I in mezzo, che è come se fosse una variazione di luce nella lettera E. Ovviamente c'è il questermo che fa eco con questa siepe, ma anche siepe è una variante di sempre, parlo di suoni e non di significati, poiché sempre ha come siepe una S, due E e una P. Ma anche parte, l'ultima parola del secondo verso, è già contenuto nel precedente, come potete vedere con le lettere in rosso. Il terzo verso è fra i più simmetrici di tutto l'idillio, ricorda i versi di A se stesso, Or poserai per sempre stanco mio cor, in cui la coppia Or apre e chiude la frase a cavallo dei primi due versi. Il terzo verso dell'infinito va detto d'un fiato per segnare la linearità delle coppie De. Poi vedete Ul e Lu e infine un'altra corrispondenza a ritroso con il primo verso. Sempre caro mi fu ha le sillabe, le lettere R, O, M, I e U che nel terzo verso si ritrovano al contrario, U, I, M e OR. Naturalmente le due O si fondono nella sinalefe. Ma anche la parola guardo contiene in qualche modo la parola caro. La C si addolcisce in G, la A si varia nel dittongo UA e tra la R e la O si inserisce la D. Si può intuire la fatica e il lavoro che c'è dietro una creazione di una poesia come questa, osservando per esempio le modifiche alla penultima stesura che indica alcuni cambiamenti anche minimi, come fra cambiato in tra, o uno dei cambiamenti più significativi nel terzo verso, del celeste confine che diventa dell'ultimo orizzonte. Del celeste confine il guardo esclude è senz'altro un'immagine bella ed efficace, ma in questo modo avrebbe perso la simmetria e l'omogeneità dell'ultimo orizzonte, il guardo esclude, che abbiamo appena visto. Dal modo in cui si osserva il lavoro di Leopardi è chiaro che l'aspetto sonoro del componimento poetico è fondamentale. Spesso lo si dimentica, come al contrario si dimentica che un lavoro di costruzione simile a quello della poesia avviene anche in musica. Per entrare in più stretta relazione con la musica vi mostro un esempio di direi anagramma musicale in cui Beethoven nel suo quartetto in fa maggiore dell'opera 18 modifica la figurazione iniziale con lo stesso sistema con cui abbiamo visto Leopardi combina sillabe e trasforma le lettere. Tra l'altro ricordo che Beethoven scriveva questo quartetto nell'anno in cui nasceva Leopardi. Questi ingressi sono tre voci che entrano regolarmente eseguendo la stessa figurazione. Questo è la stessa cosa, però non più regolare, semplicemente spostato di un quarto. Questi elementi, che vedete evidenziati a colori, si ritrovano dunque esattamente anche qui, quindi questa è una variazione solo di posizione. Mentre in questo punto il rosso, l'elemento rosso è al centro, il blu è a sinistra e quello che è più interessante, il verde, è scisso in due. Poi abbiamo un'altra variazione che non è più di figurazione ma di andamento delle note, per cui qui le note scendono e salgono e qui la stessa figurazione, le note salgono e scendono. E poi infine qui abbiamo tutte le variazioni messe insieme. Come realizzare dunque una traduzione in musica di questa poesia di Leopardi? Non volevo orientarmi verso le abituali procedure poiché volevo che il significato fosse in qualche modo secondario alla musica stessa che questa poesia già da sola contiene. Per cominciare ho trascritto i ritmi dei versi, qui ne vedete i primi 4, che ho chiesto, forzando in qualche modo la naturale istintività di un attore, a Franco Prandin, di eseguire, cioè di leggere la poesia con questi ritmi
che venivano dalla poesia. Per cui il primo verso sono 2 terzine e 3 duine, che il ritmo è molto semplice, ta 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 tam pam 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 pam. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Questo stesso ritmo si ritrova poi in un altro verso. Quello che abbiamo visto dell'ultimo orizzonte, il guardo esclude, è uno dei più veloci. Sono 2 quartine e una duina, ta 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 tam tam, dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Naturalmente la velocità con cui poi si declama può variare, ma i rapporti tra i ritmi rimangono. Quello più interessante è il quarto, in cui comincia la seconda frase e dunque c'è una nota più lunga, ma sedendo e mirando interminati. Con l'aiuto di Chiara ho potuto poi evidenziare tutte le figure geometriche che si creavano corrispondendo ogni occorrenza delle sillabe o delle combinazioni, per cui questo che avete già visto e quest'altro che è quello che mi ha appassionato di più. Questa figura si sistema proprio a metà di tutto l'idillio, poiché conclude il suo punto inferiore a metà dell'8º verso e dunque abbiamo esattamente 7,5 su 15. In più tutta la prima parte, che conclude proprio con spaura, è rivolta alle immagini, mentre la seconda parte è concentrata sui suoni. Dunque il mio lavoro è stato su il rapporto con queste immagini geometriche e il rapporto lettere-suoni. Ben presto mi sono reso conto che le informazioni e le caratteristiche da seguire erano così numerose. Ho provato a mettere un po' di combinazioni tutte insieme e veniva fuori tutto questo. È una poesia infatti molto ricca. Dunque era impossibile trascriverle sonoramente tutte allo stesso momento e dunque ho pensato di procedere per gradi e separazioni. Mi sono prima occupato del contenitore. L'elica geometrica, che vi ha già illustrato Chiara, era dunque un veicolo espressivo, il contenitore tradizionale nel quale Leopardi affida poi la sua atemporalità o modernità. E per questo ho scelto un tema, diciamo così, classico che avete appena sentito. L'elica geometrica, come ha mostrato Chiara, ha 3 variabili e dunque per cominciare la x era 10 e y e z 0, per cui ho rappresentato la x10 come un tema di 10 note. Quando poi ci si sposta alla seconda sillaba, la y di 5,4 ho pensato di presentare il tema una quinta sopra e siccome la nuova x era 8,4 il tema è di 8 battute. Quando poi ci troviamo con una x negativa parte dall'ultima nota verso la prima e la y negativa sposto il tema in basso. La z è semplicemente un semitono in alto di tutte le voci a un tempo e poi la distanza tra la prima sillaba e la seconda è di 5,6, per cui le unità di tutte le battute sono di 5 unità e il secondo tema arriva dopo 5 unità più qualche cosa. Per quanto riguarda la trasposizione di note e lettere ho proceduto in 2 modi. Le occorrenze maggiori che vi ho fatto vedere nel primo verso sono con 2 note che rappresentano sé, quindi Do e Mi, Re e Mi, Om e La e Fa. Quando si ritrovano al contrario, semplicemente ne ho messe uno al contrario, quindi Mi Do invece che Do Mi, Mi Re invece che Re Mi e Fa La invece che La Fa. Ecco, e ho proceduto così per tutte le altre combinazioni. Dunque, adesso vi mostrerò un brevissimo filmato di non più di 6 minuti in cui potete ascoltare la versione con le
figure geometriche, e la versione con lettere riguardo alle note. Contemporaneamente al filmato e alla musica, Carlotta Ballarin e Franco Prandin, che generosamente si sono prestati a questa operazione, reciteranno delle poesie di Leopardi che io ho messo insieme, così come una volta si faceva in musica, un procedimento che si chiama l'ape musicale, e cioè un'ape che va di fiore in fiore. Per celebrare il compositore dell'occasione si mettevano insieme tutti i temi più famosi, senza soluzione di continuità, come se fosse un pezzo unico. E così ho fatto, in una specie di contrappunto di 4 componimenti di Leopardi, quindi la ginestra, l'infinito, a se stesso, imitazione, per uscire fuori dal contesto e quindi dal significato e sentire i suoni puri e la musica già contenuta in Leopardi. Ecco. Or poserai per sempre, Carmi fu quest'ermo colle, tanco mio e cor, questa siepe, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei. dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, Perì, ben sento, ma in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento, posa per sempre sempre. interminati spazi, Assai palpitasti, non val cosa nessuna, i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. e profondissima quiete. Amaro e noia, Io nel pensier mi fingo, la vita altro mai nulla, ove per poco il cor stanco mio cor, non si spaura. e fango è il mondo, t'acqueta omai, Sovrumani silenzi, dispera. e come il vento odo stormir tra queste piante io L'ultima quello. volta al gener nostro il fato non donò che il morire. Infinito silenzio, a questa voce vo comparando, Omai disprezza te la natura, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, il brutto poter e che la ascoso a presente come un danno viva è impera. suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, E il l'infinita naufragar m'è vanità del dolce in tutto. questo mare. Sovente in queste piagge che desolate a bruno veste il flutto indurato che fa ondeggi
dall'alto fiammeggiar le stelle, interminati spazi e sovrumani silenzi. Povera foglia frale, stanco mio cor, dove vai tu? Dal faggio là dove un attimo divise il vento, e come il vento odo stormir tra queste piante, dal bosco alla campagna, dalla valle alla montagna, ove per poco il cor, stanco mio cor, assai palpitasti, non si spaura, poserai per sempre, dove ogni altra cosa, dove naturalmente va la foglia di rosa, e tutt'altro il brutto poterti a sposo ha come un danno inferno, e l'infinita vanità del tutto, seco perpetuamente vo pellegrina, e tutto di scintille in giro per lo voto sereno, brillare il mondo, e poi che gli occhi a quelle luci appunto, calor sembrano un punto, e sono immense in guisa, che un punto a petto allor son terra e mare, e naufragar m'è dolce in questo mare. Grazie.